Vediamo se continuerà su questa scelta coach Ponticello. Fontecchio, poco oltre l'arco, mette a segno il primo debole, spalle a canestro, Costantino Cutolo, autore di una gran partita. Chieti realizza anche lui i primi punti del match. Perugia-Reggio Calabria e tuttora adesso c'è un canestro di Fontecchio. Nicola Meil, palleggio del forte giocatore di Perugia che va a trovare questo gran canestro, l'azione personale. Risposta di Reggio Calabria invece con Fontecchio sulla lunetta. Fontecchio, il gran recupero di Simone Bonamente che si fa perdonare l'errore precedente, va a schiacciare questo canestro del capitano Matic, che adesso va a difendere con lo stesso May, che la risposta di Reggio Calabria subito con l'appoggio al tabellone perfetto di Sabatino, mentre Ricci può continuare l'azione per la Viola a Reggio Calabria, sta per rientrare anche May, c'è una tripla a questo punto però, invece del tiro veloce con Simone Bonamente, lo scarico su May, vuole questa tripla, Perugia la trova! Finalmente! Fabi, il blocco di Ammannato, l'apertura per Piazza sull'arco e la tripla importante prima dell'intervallo per la Liomatic, Piazza, Giacomo Chiatti, non c'è una tripla pazzesca! Perugino. Piazza l'errore al tiro, il rimbalzo conquistato da Mannato, Sabatino, la tripla del numero 11 sul pitturato conquistato da Piazza per il contropiede di Reggio Calabria e questo al titolo. Giacomo Chiatti, il miglior realizzatore di Perugia con 13 punti, la resta il tiro e il canestro dello scatenato Giacomino Chiatti. C'è bisogno adesso di di una difesa diversa. Costantino Cutolo, il movimento del numero 10 che cerca il fondo, la resta il tiro di Costantino Cutolo, recupera palla Giacomo Chiatti, grandissimo a depositare a canestro questa realizzazione. 3 o 4 applausi. Fabi, quasi rubata la palla da Simone Bonamente, Fabi il canestro di Rugolo, il suo tentativo ma c'è il recupero di Costantino Cutolo, il pallone per Bonamente, ancora Fiorucci, poi Bonamente, la tripla del capitano, eccola qua, la tripla del capitano! Gran partita di Giacomo Chiatti, mentre questo canestro è l'ultimo della partita, 79-67, il finale per la Viola Reggio Calabria che... No Paolo, adesso vedremo quello che è, perché ho sentito tirare dietro la costa e non è mai una bella cosa. E il problema certo, nel senso che è anche mancato evidentemente. Certo, abbiamo giocato tantissimo tempo senza di lui, il problema è che noi abbiamo giocato anche giovedì e quindi a rotazione ancora più corta, ancora di più, e poi oggi è mancata un po' di lucidità, cosa che invece loro avevano, si vedeva che la loro energia era più alta della nostra. Ovviamente venivano da un riposo lungo. Sì, perché non hanno giocato l'infrasettimanale, però insomma senza Davide e senza Paolo abbiamo provato a lottare, certo in attacco siamo diventati un po' confusionari perché ci sono venute a mancare veramente tante di quelle che sono i nostri punti di riferimento. E poi una serata anche storta al tiro perché nei primi 2 quarti non è entrata mai, e bene o male è entrata solo quella di Giacomo da 20 metri. Eravamo credo 1 su 12 fino a quel punto, 1 su 13, quindi è mancata un po' anche quell'energia che ti dà poi anche fare canestro, un po' è anche abbastanza normale, forse io credo comunque che potevamo giocare meglio in difesa, potevamo essere un po' più precisi alla riga dei 3 punti e abbiamo tenuto anche troppo la palla ferma in alcune situazioni, ma questo dipende un po' da diversi fattori, anche la stanchezza però porta a questo delle volte. Ovviamente in questi casi bisogna farsi trovare pronti, non è assolutamente così desueto che magari in queste occasioni, perché si va con troppa tranquillità, si conta più sulle assenze che non sulla
valutando la forza dell'avversario e si perde. Del resto con o senza poltroneri Perugia veniva da 3 successi nelle ultime 4 partite, aveva violato un campo, quello di Chieti, noi abbiamo vinto con Chieti l'ultimo match casalingo e la squadra abruzzese ci aveva fatto soffrire un bel po', quindi avevamo grande rispetto, grande considerazione di Perugia, abbiamo giocato credo un match di ottimo livello, molta pulizia offensiva, abbiamo giocato molto di squadra mantenendo i vantaggi, giocando in modo corale, distribuendo le responsabilità. In difesa abbiamo sicuramente mostrato 2 passi in avanti rispetto al match con Torino, in cui sicuramente nell'ultimo quarto avevamo mollato, ma anche in precedenza la nostra difesa non aveva retto l'urto della grande forza tecnica e fisica dei piemontesi. Direi tanti motivi per essere contenti.